Ancora un bentornato care Aquile in questa nuova puntata di Aquile Libere. Oggi 13 agosto, giornata importante, si ricorda un'importante autorità del mondo cattolico, padre Marco d'Aviano, beato padre Marco d'Aviano, colui il quale nel 1683 contribuì in maniera ferma e positiva a fermare l'avanzata dell'impero ottomano verso Vienna e quindi ha tenuto insieme il mondo cattolico e ecclesiastico per far fronte a questa grandissima e grave emergenza, peraltro con esiti vittoriosi e positivi. Legato a questo, oggi trasmettiamo da questo luogo storico del Friuli Venezia Giulia, un sito molto importante. Ci troviamo a Marzinis, fiume, provincia di Pordenone, in questo luogo, sede di questa bellissima chiesetta del XV secolo, del 1400. Chiesetta intitolata alla San Girolamo, in questo spazio aperto appunto laddove anche in tempi passati, molti secoli fa, un papa addirittura ha celebrato una sua Santa Messa, un papa di passaggio in questa zona. Oggi 13 agosto appunto noi di Aquile Libere, noi di Aquile dal Friul, l'intero staff vuole ringraziare i numerosi telespettatori che ci seguono continuamente, comunicando che con oggi diciamo si conclude, si apre una piccola pausa anche per Aquile Libere. Noi riprenderemo con un nuovo set, con nuovi ospiti, con nuove rubriche nel prossimo mese di settembre. Non ci distanzieremo di molto, solamente 2 o 3 settimane. Ripartiremo a settembre ancora più carichi e più motivati e con il vostro sostegno da casa sicuramente avremo un arricchimento maggiore della nostra trasmissione. A settembre riprenderà anche l'attività fervea del movimento Aquile dal Friul, avremo numerosi incontri, numerose manifestazioni anche pubbliche e inoltre avremo modo di rinfoltire quelli che sono i nostri quadri dirigenziali, avremo modo di istruire e formare nuove persone che andranno appunto a consolidare quelli che sono i nostri quadri dirigenziali, sia settoriali che territoriali. Naturalmente avremo bisogno anche del vostro aiuto e qui rinnovo l'invito a tutti voi. Se avete la volontà di aiutare e contribuire a migliorare sempre di più, perché mai si può smettere ma sempre si migliora, un movimento territoriale come il nostro Aquile dal Friuli che si occupa di Friuli, vi prego di contattarci. I nostri canali li conoscete, abbiamo il telefono, abbiamo Facebook, abbiamo la nostra mail, andranno ora in sovraimpressione così potete memorizzarli. Scriveteci, contattateci, saremo noi stessi a venire da voi, a trovare voi, grazie al vostro aiuto. E ora lancio la prossima rubrica. Care Aquile, se oggi in Friuli, dal Timavo al Livenza e dall'Austria all'Adriatico, esiste un partito dei friulani, l'unico movimento friulanista che si chiama Aquile dal Friul, è soprattutto grazie a questa persona che ho qui accanto, che è il presidente di Aquile dal Friul, Luigi Gambellini. Ciao Luigi. Ciao Michele, ciao. A cui voglio subito chiedere un bilancio di questo ultimo anno, diciamo così, del movimento Aquile dal Friul e quelle che sono le sue, diciamo, prerogative future. Beh, mi sembra che quest'anno, parlo in particolare del 2019, le cose siano andate molto bene. Siamo riusciti a far passare quelli che sono i nostri obiettivi, a far conoscere alla gente, ai friulani in particolare, quello che noi vorremmo realizzare di questo Friuli nel prossimo futuro, come vorremmo cambiare la società, come vorremmo cambiare l'economia, come vorremmo anche rilanciare l'economia, che in questo momento purtroppo è ferma, diciamo la verità. E poi anche come trasmissione, caro Michele, direi che Aquile Libere ha preso la palla al balzo per fare grandi voli, esatto, grandi voli, ma soprattutto, a parte gli scherzi, è molto apprezzata. E di questo ogni giorno abbiamo conferma dalle mail, dalle telefonate, dalle persone che ci fermano per strada. Ci fa piacere perché dopo tutto è un servizio che diamo a favore dei friulani e invitiamo anche tutti i friulani a parteciparvi. Come? Segnalandoci delle cose che a loro parere vanno migliorate, mandando delle email, inviandoci dei messaggi, facendoci delle telefonate, avvertendoci di avvenimenti particolari. E quindi mi sembra appunto che unendo le due cose, cioè il movimento Aquile dal Friul e Aquile Libere, abbiamo fatto un unplane.
Ci fa piacere, vorremmo migliorare sempre di più, caro Michele, e vorremmo anche proporre delle novità. Ormai siamo agli sgoccioli di questa nuova serie di Aquile Libere. Da settembre, vero, inizieremo una nuova serie, avremo tante novità e qui noi vorremmo far partecipe i nostri telespettatori di una cosa grande, una cosa che forse nessun altro movimento friulano ha mai fatto. Abbiamo deciso tutti insieme di assumere come patrono di questa iniziativa politica e anche sociale un frate che è conosciuto in Italia pochino, è conosciuto in Friuli pochino, ma è molto conosciuto in tutta Europa e si chiama Padre Marco Daviano, anzi Beato Padre Marco Daviano. È conosciuto perché nel 1683 è stato il fautore della difesa dei valori cristiani e non solo, direi anche sociali, dell'Europa di allora. Ed è un simbolo anche adesso. Ricordiamoci che a Vienna, tra l'altro, è seppellito insieme agli imperatori ed è venerato, è la giornata di ricordo della sua morte, è di fatto una festa nazionale, per cui noi riteniamo che questa persona, questa figura possa in qualche modo esserci d'aiuto per realizzare quei obiettivi molto ambiziosi ma sicuramente perseguibili che ci proponiamo come movimento. Fratelli miei, presto dovrete combattere. Dovrete uccidere altri esseri umani. Quando quel momento verrà, quando dovrete uccidere o essere uccisi, ricordate le mie parole. Voi oggi non combattete solo per difendere Vienna, ma anche per difendere la vostra fede e le vostre tradizioni. Voi dovete difendere le vostre spose e i vostri figli, le vostre sorelle, i vostri fratelli, vostro padre e vostra madre, perché se Vienna cadrà, anche Roma... Perfetto Presidente, adesso prima di chiudere, visto che non ti ho moltissimo qui con me, diciamo che sei un po' restio, certo. sì, bisogna, perché comunque dobbiamo ricordare insomma chi sono le persone che possono vantarsi anche di dire che Aquile dal Friuli oggi esiste, insomma anche grazie a loro, quindi insomma è anche un onore per me averti qui. Come io, anche per strada, nei locali pubblici, amici o parenti, tante volte mi chiedono come posso io aiutare Aquile dal Friuli, come posso fare per avvicinarmi, quali sono gli strumenti, i canali, perché voglio contribuire, dare una mano a far crescere questo movimento, perché voglio che mi rappresenti in un prossimo futuro non tanto lontano, perché sappiamo che insomma dopodomani sono le elezioni regionali, per dare importanza a questo movimento e farlo crescere. Come può fare la gente per avvicinarsi a noi? Ma sicuramente contattandoci, e in questo momento passerei in sovrimpressione tutto qui sono i nostri indirizzi appunto telefonici, email, web, Facebook. E sicuramente il Friuli ha bisogno di tutti. Tu ben ricordavi prima il discorso dei fondatori di Aquile del Friuli, ma in realtà abbiamo tantissimi collaboratori e io voglio ringraziare tutti quanti, perché chiaramente queste cose non si fanno da soli, non si fanno in 2 o 3, ma si fanno con l'aiuto di tutte le persone che partecipano, ognuno dà quello che può, quello che riesce a fare, però tutti insieme si costruisce il nuovo futuro del Friuli e questo è l'importante. Quindi io Michele ringrazierei tutti quanti, i nostri collaboratori, il nostro staff tecnico e lo staff anche di Telepordenone che ci ha dato questa opportunità, e anche i tantissimi, veramente tantissimi telespettatori che ogni martedì ci seguono, che sul Facebook ci danno il loro feedback e che propongono, non so, la bandiera del Friuli, propongono degli argomenti, ci interpellano anche per strada tante volte. Ecco, questo è l'importante, avere il collegamento col territorio, avere il collegamento con le persone, con i friulani in particolare. E colgo l'occasione per aprire una piccola parentesi per salutare l'ultimo arrivato, certo, che è Claudio, che addirittura sarà il nostro corrispondente, referente, per così si può dire, della zona del Comelico e Sappada. Quindi Aquile dal Friuli è giunta fino a lì
lì siamo presenti e lui da lì ci trasmetterà quelle che sono le sue sensazioni e appunto le criticità anche della zona di Sappada e anche del Comelico, che non è regione Friuli Venezia Giulia, ma comunque è, diciamo che è nella stretta è un cerchia. ricollegare quello che è il mondo del Friuli col mondo dei ladini, che poi già al tempo del patriarcato era sempre stato unito, e in questo momento noi lo stiamo virtualmente ricollegando, sperando magari un domani di poterlo ricollegare anche a livello geopolitico. Questo ci farebbe veramente piacere. Anche perché da lì al Sud Tirolo è un attimo. Un passo. Ecco. Perfetto. Gigi, grazie del tuo intervento. Grazie a voi, grazie a tutti. Buon lavoro a te, a me, a noi di Aquile dal Friuli, Aquile Libere, e ci rivediamo quindi a settembre. Assolutamente sì. Grazie. Arrivederci. Mandi a Duc, benvenuti a una chiacchierata. È tornato Vigi, ma sapete perché? Perché la dice Carano che dai due pistons. Vigi, c'è roba isa. Mandi a Duc, allora cercheremo di queste feste che è appena estate, ma tornerà anche il prossimo anno. Allora io us dico che è estate queste feste, è stata la sesta edizione delle feste dai due pistons, dove il signor Missiot ha avuto il coraggio di organizzare Parais e fa una festa di beneficenza a favore noi e manco che dal Crodi abbiamo. E potete immaginarsi l'importanza di queste feste. È una festa di allegrie, di tante musiche, di tante birre e di tanti motos, perché le feste da motos e quindi perché si chiama dai due pistons. Allora, queste volte che sarà un filmatin che lo faremo oggi, allora queste volte non so io che sono il cineoperatore, ma è il mio amico Riccardo Zanin che fa di operatore e io invece intervisti le persone sul posto. Quindi potrete rendersi conto se feste che è una festa di tante allegrie e tante birre. E tutto che ci penso è tutto volontariato e a parte per le ricerche al Crodi Avian che sapete che è un centro un lavoro importante là che sono saltati fuori dai ricercatori che dopo sono là in America perché la danno poi best, no? Perché era un lavoro bravo e hanno scuiato dalle robe che interessavano. Allora perché non ci stanno dicendo purtroppo è già state e perché che hanno voi di là. Il prossimo anno tenete conto che i primi del mese di agosto si fa queste feste a San Daniele del Friuli, ecco, là di Missiot. Podino finire così? Sì, podino finire così che dopo io daranno, io conquisto, saluti, mandi a Duccio e Furlan, favela e Furlan. Mandi a Duccio. Care Aquile, vi ringraziamo, noi dello staff di Aquile Libere e di Aquile dal Friuli, per averci seguiti in tantissimi. Ci prendiamo una piccola pausa, con oggi termina questa serie di Aquile Libere, riprenderemo a settembre più carichi di prima, con nuovi ospiti, nuove rubriche e tante novità. Vi aspettiamo numerosi, buon Ferragosto e buon agosto.